serve un tablet? Mi lo portà? Che mi lo portà perché ho sentito che serve. Ok, se no mi l'aveva portato. Albertini Junior, vai qua. Ma trovi una bottiglia di acqua per piacere, casata? Lei l'ha una macchinetta? Gasata o naturale come la Gema? Preferirei gasata. Albertini? Missi. Adriano, ciao, si vede? Pronto? Adriano, se tu entri. Pronto? Senti qui? 15 e 17 dei nostri 6. Ti guardali con la meta da gara. Ha detto Fiori che dovrebbe essere partita. Sì, sono dal vivo. Te lo passo così. Adriano, qui sono dal vivo. Pronto Adriano, mi senti tu? Allora, mi sono dal vivo perché cosa? Due persone collegate. Sì, bisogna che ti clicchi sul canale del Volley Veneto dove è l'adesivo, dove è il coso. Grazie. E se vedi che si vede ancora. Perché cosa? Due persone collegate, quindi vuol dire che le vede. Se non te lo vedi mia, cattiamo il sistema di fartelo vedere. Se non hai problemi diciamo Albertini che il mio telefono l'è attaccato qua alla partita, quindi non posso via rispondere, ma te che cattiamo il sistema. Albertini? Lei dove le vede mia, cosa 5 persone colleghe? Ok. Guarda adesso che passo davanti. E vedi tu? Bisogna che ti aspetti 5 secondi o 10. 5 secondi, 10. Vedi Adriano?
Amici del canale YouTube di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa gara, questo scontro al vertice tra Volley Veneto Benacus, primo in classifica dopo 7 giornate di campionato a 21 punti, e l'inseguitrice, la contendente al primo posto, Venezia. Una partita veramente adrenalinica tra le prime due formazioni in classifica. Vedremo se Volley Veneto Benacus saprà mantenere la propria prima posizione in classifica o se dovrà lasciare il passo alla fortissima Cus Venezia, che in questo momento del campionato ha una forma fisica invidiabile. Speriamo che la squadra di Adriano Fin riesca a mantenere la distanza o addirittura incrementarla, dato che Verona in caso di vittoria potrebbe allontanare Venezia dal primo posto in classifica. Non abbiamo ancora gli starting six delle due formazioni, stiamo aspettando. Ecco le presentazioni delle due formazioni qui al palazzetto di Bardolino. Pubblico delle grandi occasioni questa sera al palazzetto di Bardolino, veramente tanta gente, applausi scroscianti dal pubblico in attesa di questa incredibile partita. Stiamo aspettando gli starting six delle due formazioni. Presumiamo che nella formazione di Volley Veneto sia la formazione ideale, quindi con Garro al palleggio, con De Giorgio nelle zone centrali del campo, con Albrigo e del capitano Di Agostini, mentre in banda Tarocco e Mazzola. Vediamo se ci saranno dei cambi all'ultimo momento. Mentre non abbiamo ancora gli starting six della formazione di Venezia, vedremo chi scenderà in campo. Formazione di Venezia, io sto guardando il numero 4, il numero 11 e il numero 16, il numero 5 e il numero 6, il numero 16, l'abbiamo già detto, il numero 18, quindi Bortolato, Roccabella, Favaro, Savic, Ceolini e Quintarelli. Sarà il sestetto che entra in campo per la formazione di Venezia. Numero 2 Edoardo Rossi come libero. Vediamo chi sarà la squadra al servizio. Al servizio della formazione di Venezia ad aprire le danze con il numero 11 Marco Ceolini. Ecco che inizia il match. Buona difesa di Mazzola, possibilità di attacco di palla dentro, palla dentro. Era palla dentro, signor arbitro, cominciamo subito. La palla era nettamente dentro, viene chiamata fuori, ma dal nostro punto di vista, dalla nostra posizione, abbiamo visto benissimo
benissimo che la palla di De Giorgio attaccata da posto 2 era dentro. Mazzola ancora, Garrò, primo tempo di Tommaso Albrigo, 1 pari. L'attacco di Tommaso Albrigo va a incrociare le mani in bagar del numero 11 Marco Ceolini, 1 pari. Al servizio Tommaso Albrigo, in flot, buona la ricezione. De Giorgio, attacco, buona difesa dell'opposto di formazione di Venezia, che però l'appoggia solo nel campo. 2-1. 2-1, una free ball regalata da Volley Veneto nel campo di Venezia, che ne approfitta per portare a 2 i punti. Fuori dal campo il giocatore numero 12, numero 16, scusate, Leo Savic. Battuta in flot, buona la ricezione di Sasha Tarocco. Ed è proprio lui che attacca nonostante le proteste del giocatore numero 11 Ceolini, che aveva chiamato il pallone fuori, era nettamente dentro. 2 pari. De Giorgio, l'opposto di Volley Veneto, che si prepara al suo servizio. Free ball nel campo di Venezia. Porta 3 punti dopo un errore clamoroso di Venezia, che ha lasciato la free ball praticamente l'ha gettata nel campo di Verona senza giocarla. Ne ha approfittato subito la formazione di Volley Veneto, portando a 3 punti contro i 2 degli ospiti. Ancora De Giorgio al servizio, ancora in flot, questa volta il pallone va fuori. 3 pari in questo primo set di questo importantissimo match per la testa della classifica del girone B di Serie C della pallavolo veneta. Pallone fuori, il servizio del giocatore numero 5 Favaro Leonardo è fuori. 4-3 per la formazione di casa. Continua ad affluire intanto il pubblico sempre più numeroso qui al palazzetto dello sport di Bardolino. Sasha Tarocco al servizio, molto potente, possibilità di attacco ancora De Agostini, 5-3, grande De Agostini, attacco da posto 3, efficacissimo, ancora Tarocco al servizio. Palla molto alta, molto portata, questa volta il pallone di Tarocco è fuori, 5-4. E al servizio andrà il giocatore numero 6, Roccabella. In flot, buona ricezione di Tarocco, Garrò, primo tempo, ancora De Agostini, terzo punto del capitano della formazione di Volley Veneto. Garrò sta mettendo in azione il capitano e il capitano risponde con il terzo punto consecutivo, 6-4. È proprio l'autore del punto, Cristian De Agostini, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio in flot. Buona la ricezione di Venezia, che ha la possibilità di attaccare. Buona la difesa, Tarocco la alza per Mazzola, che purtroppo la spara fuori, cercando il mani alte avversarie, non toccandole. 6-5. Al servizio il giocatore numero 4, Quintarelli. Molto potente Quintarelli da parte. Venezia ha la possibilità di attaccare.
ancora la palla nel campo di volley Veneto con un pipe di Sasha Tarocco. 7-5, grande azione. Garrò mette in azione le sue bocche di fuoco e la sua formazione, i suoi ragazzi rispondono in maniera egregia. 7-5, grandissima azione in questo primo set. Filippo Garrò, buona la ricezione di Venezia, che attacca dal posto 4, muro di contenimento. Garrò ancora per attacco di Mazzola, 8-5, Mazzola dal posto 4, che numero! Ancora Garrò, Filippo al servizio. 3 punti avanti in questo primo set per volley Veneto. Garrò, buona la ricezione di Venezia, che attacca ancora con il numero 18 e questa volta l'esposto Bortolato mette giù il pallone nell'8-6. Buona la ricezione di volley Veneto, che attacca ancora con Mazzola, ma la possibilità di attacco per Venezia. Oh, peccato! Il muro a 2 di Albrigo e Mazzola va fuori di un nulla. 8-7. Ancora l'opposto della formazione di Venezia. Bortolato fuori dai 9 metri per il suo servizio in questo primo set, dove Veneto avanti ancora di un punto. Mette giù un pallone incredibile dopo una difficile ricezione della volley Veneto. Garrò la alza in bagger per Mazzola, che da posto 2 mette giù un diagonale incredibile. 9-7. È proprio l'autore del punto, Mazzola, che si appresta fuori dai 9 metri per il suo servizio in float. Buona la ricezione di Venezia, che attacca da posto 4 con un pallonetto. Garrò, Michele Viola l'alza per De Giorgio, che cerca di appoggiare dall'altra parte. Possibilità di attacco, peccato. Zona centrale del campo, posto 3. Michele Viola ci mette le mani, ma 9-8, perché Venezia è sempre lì, non vuole mollare di un centimetro. Al servizio il giocatore numero 11, Marco Ceolini. Che partita, amici del canale YouTube di Volley Veneto Benacus, che partita! Ma Sasha Tarocco, grande Tarocco da posto 4, grande attacco in diagonale, 10-8. Tarocco ha ricevuto il pallone, Garrò glielo ha alzato, lui prontamente è andato in posto 4 e ha messo giù un diagonale incredibile, imprendibile. Tommaso Albrigo al servizio. Il centrale di volley Veneto in float, un po' in difficoltà la ricezione, possibilità di attacco dall'opposto, che può solo appoggiarlo nel campo di volley Veneto. Garrò per De Giorgio. No, anche l'arbitro la chiama fuori, ma la palla era dentro. 10-9, è già la seconda palla che l'arbitro giudica fuori. Tante proteste, ma a mio parere era dentro. È già il secondo punto che il signor arbitro, a mio parere, ci sta rubando. Al servizio Venezia, Mazzola, Garrò, De Agostini, grande De Agostini, che si era spostato in P4. Dopo la ricezione di Mazzola, Garrò si era spostato in là P4, ha servito De Agostini, che prontamente un primo tempo efficace. 11-9, De Giorgio al servizio.
doppio muro di Volley Veneto, possibilità comunque ancora di attacco. Viola in diagonale. Oh, Tarocco, lungolinea in P4, un no look incredibile che ha permesso alla formazione di Veronese di andare sul più 3. Il giocatore, guardando la parte centrale del campo, ha spostato il muro di Venezia verso il punto 3, invece lui ha fatto lungolinea, ancora grandissima la difesa. Peccato Sasha Tarocco, peccato 12-10, aveva attaccato, ha cercato il muro alto delle mani avversarie, non lo ha trovato, 12-10. Al servizio del giocatore numero 5, Favaro Leonardo. Battuta al salto per Favaro, buona la ricezione di Verona. De Giorgio! Ancora la palla fuori, è la terza volta. No, ma questa volta mi dice Albertini che era fuori. 12-11. Peccato perché Verona aveva la possibilità di rimanere sul più 3. Ancora il servizio Venezia. Mazzola. Tarocco lascia la possibilità di attacco per Venezia. Muro! Non si passa! 13-11. Il Mose si erge altissimo sull'attacco da posto 4 di Venezia. Al servizio Sasha Tarocco. 13-11. Ecco che il primo arbitro va a parlare con Garro e Di Agostini, non so cosa non sia successo, forse qualche protesta, qualche cartellino giallo per De Giorgio, cartellino giallo De Giorgio, forse qualche parola di troppo. Non lo so cosa sia successo, chiedo ad Albertini. Cartellino giallo De Giorgio perché? Per proteste. 13-11. Sasha Tarocco al servizio. Vediamo se si può ricominciare a giocare. Mani alte, si può ricominciare a giocare. 13-11 il primo set. Sasha Tarocco, pallone molto alto, battuta fortissima, palla che cade sul nastro, ma la palla nel campo di Venezia. Che difesa, Garro lascia per Mazzola, ancora il pallone chiamato fuori, c'era il colpo sulle mani, evidentissimo. Il signor arbitro ha già regalato 3 punti a Venezia. Va bene tutto, ma mi sembra che veramente si stia esagerando. È già il terzo punto. Va bene, allora vogliamo regalare punti, va bene? È un'incapacità arbitrale, posso dirlo, da giornalista, ne ho visti tanti. Terzo errore che viene regalato a Venezia, è il terzo punto. Verona potrebbe essere già avanti di 5 punti. Vabbè. È il terzo errore che gli arbitri concedono a Venezia, veramente. Guardando che siamo nel primo set, Michele Viola. Muro di Venezia su Mazzola, 13 pari. Il signor arbitro sta rovinando la partita. Una partita che potrebbe essere avanti di 4 punti la formazione veronese, si vede in perfetta pareggiata. Vabbè, ne abbiamo viste tante.
posto 2, lungolinea. Rossi non può fare altro che vedere il pallone cadere per terra. Capitano Di Agostini al servizio. Con Mazzola, il Brigo e Garrò in prima linea. Buona la ricezione di Venezia che attacca da posto. Peccato perché il muro di Garrò e al Brigo era vicino. 14 pari. Al servizio il giocatore numero 4, Quintarelli. No, scusate. Sì, numero 4, Quintarelli. Mazzola, Garrò. Grande attacco di Mazzola, scusate, la ricezione era stata di Sasha Tarocco. Mazzola ha realizzato il punto da posto 4. Garrò al servizio, 15-14. Nel posto numero 18. 15 pari. Questo primo set. Di Bortolato. 15 per Venezia, avanti di 1. Time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto. Comunque siamo in debito di 3 punti. Veramente al momento l'arbitraggio lascia molto a desiderare. 30 secondi di pausa. Tre. Oggi piace il suo unico. Non è stato mai il tutto, non è che sia da... Rientrano in campo le due formazioni, con la formazione di Venezia avanti di 1 punto, 15 a 16, con l'opposto Bortolato al servizio. È proprio l'autore del punto che va fuori dal campo. (17 a 16 per Venezia, attacco centrale del campo, posto 3. Albrigo mette le mani ma non riesce a trattenere il pallone. Al servizio il giocatore numero 11, Leolini. Certo! 17 pari. Tommaso Albrigo al servizio. Scusatemi, sto urlando come un ossesso perché la partita veramente è entusiasmante. Ancora attacco dai numeri 18 a Bortolato, veramente forte questa Venezia. 18-17.
Al servizio il giocatore numero 16, Leo Savic, il centrale. In flot, palla fuori, 18 pari. Errore di Bellinazzi che era entrato al posto di De Giorgio, 19-18 e ha provato il flot. 18-19. Al servizio Venezia, palla fuori, 19 pari, sta giocando veramente sul punto a punto. Abbiamo bisogno dei punti di Sasha Tarocco. Purtroppo la palla di Tarocco esce. 20-19, al servizio il giocatore numero 6, Roccabella. Flot. De Agostini, 20 pari. È proprio l'autore del punto. Sostituzione di De Agostini con Gatti nella fase di servizio. Cercano un po' di modificare le carte in tavola i giocatori della Volley Veneto Benacus. Gatti al servizio. La palla ancora nel campo di Venezia. Ancora il numero 18 Bortolato. 21-20. Veramente al momento incontenibile l'opposto della formazione di Venezia. Sostituzione, esce il giocatore numero 4 Puntarelli ed entra al servizio il giocatore numero 14 Rosso. Anche Venezia cerca di cambiare un pochino le carte in tavola del servizio. 21 pari, attacco dell'opposto di Volley Veneto da posto 2. Garrò, Filippo al servizio. Flot, buona la ricezione. Palla fuori, 22-21 per Volley Veneto. Errore questa volta da posto 4, il pallonetto del giocatore di Venezia va fuori dalla riga del campo. 22-21, Verona sorpasso. Volley Veneto, avanti di 1. Ancora Carrò, ancora in flot. Peccato, Bortolato ancora un punto dell'opposto. Proprio l'autore del punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Partito finora
posto 4, non posso, il volley Veneto, 23-22. Mazzola al servizio, Flot, buona la ricezione, attacco, Viola, Darocco, 24-22. Time out dalla panchina di Venezia. Non viene chiamato time out dalla panchina di Venezia. 24-22. Volley Veneto, avanti di 2 punti. Partita al cardiopalmo. 30 secondi di pausa. Secondi passati, rientrano in campo le due formazioni. Partita veramente intensissima, punto a punto. Mazzola al servizio sul 24-22. Mazzola, Flot. 25-22, Ace! Primo set a favore di Volley Veneto con un parziale 25-22 con un ace finale di Mazzola. Tre minuti di pausa. Albertini, stavo lì. Gli altri siamo tifosi era.
Venezia. Ritornano in campo le due formazioni dopo i 3 minuti di pausa del cambio set. Ricordiamo Verona avanti di un 7-0 con un magistrale 25-22, con un ultimo punto con un ace di Tommaso Mazzola che ha permesso alla formazione di Volley Veneto di portarsi sull'1-0 dopo questo incredibile e difficilissimo incontro contro una Venezia che veramente sta dimostrando sul campo di essere una squadra degna del posto in classifica. Secondo posto, ricordiamo, a 3 punti da Volley Veneto. Dopo 7 giornate di campionato, Verona 21 punti, Venezia 18, Cema Bassano. Veramente una formazione caparbia. No, non sono ancora entrati in campo, sembrava che venissero chiamati in 3 minuti, cosa che non è successa. Eccolo, le due formazioni che rientrano in campo. Nessun cambio nella formazione di Volley Veneto. Sto guardando su Venezia 18, 16, 5, 4, 6. Tutto a posto anche per Venezia, viene mantenuta la formazione del primo set. Al servizio Mazzola, il numero 12 di Volley Veneto, l'autore degli ace nel primo set. Buona ricezione di Venezia che attacca da posto 4, grande diagonale di Sasha Tarocco. E grande difesa comunque ancora di Venezia che attacca questa volta da posto 2. Allora il muro! Al brigo! 1-0! Muro del centrale di Volley Veneto che si sposta sul posto 4 sull'attacco del numero 18 Bortolato, mettendo le mani sul muro, sull'attacco avversario e portando l'1-0. Ancora Mazzola. Ace! No, ancora viene chiamato fuori. È il quarto errore dell'arbitro. Quarto errore dell'arbitro. L'ho urlato affinché l'arbitro sentisse. Al servizio Quintarelli. La palla era palesemente dentro. Garrò, De Giorgio che non riesce, 2-1 per gli ospiti. (2-1) per gli avversari, per Venezia, dal possibile 2-0 al 2-1 per loro, grazie all'errore dell'arbitro. Mazzola, Garrò, De Giorgio, la palla nel campo di Venezia ed è 2 pari. De Giorgio, Davide De Giorgio, 2 pari. Tommaso Albrigo al servizio. Palla nel campo di Venezia che ha la possibilità di attaccare. E ancora il numero 18 Bortolato. In difficoltà Volley Veneto quando l'opposto di Venezia attacca da posto 2. Si fa fatica a murarlo, veramente molto forte Bortolato. 3-2.
3-2. È proprio Bortolato fuori dai 9 metri per il suo servizio. Viola, Garrò, D'Agostini, 3 pari, D'Agostini, capitano, De Giorgio al servizio, l'opposto di Volley Veneto. Partita intensissima già dalle prime fasi di questo secondo set. In float, buona la ricezione, possibilità di attacco, Muro che sforza, Tarocco, ancora la... Tarocco! Il Muro di Venezia che cerca di contenere l'attacco da posto 4 di Sasha Tarocco, che porta a 4 i punti di Volley Veneto. Potentissimo, ma comunque grandissima risposta difensiva sull'attacco di Venezia. Verona trattiene il pallone. Peccato De Giorgio, butta il pallone sulla rete. 4 pari, nulla da fare, perfetto equilibrio. Al servizio del giocatore numero 11 Marco Ceulini, lo schiacciatore di Venezia che ha la palla in mano per il suo servizio. Palla fuori abbondantemente, 5-4. Al servizio Sasha Tarocco e attendiamo in silenzio il servizio dello schiacciatore veronese. Peccato, la palla cade sulla rete. 5-4, 5 pari. E ancora equilibrio, errore da una parte, errore dall'altra. E questa volta fuori dal campo va il giocatore numero 16, il centrale Leo Savic. Mazzola, Garrò, Tarocco è costretto ad appoggiarla dall'altra parte. Venezia ha la possibilità di attaccare. Viola la tiene, Garrò, Mazzola! Mazzola! Posto 4, diagonale, 6-5. Capitano D'Agostini, fuori dai 9 metri. L'attacco di Bortolotto, Mazzola, la palla ancora nel campo di Venezia, possibilità di attacco, la palla nel campo di Venezia, possibilità di attacco, Muro a 2, ancora Venezia, palla fuori del giocatore numero 5, Favaro, Leonardo, ed è 7-5 per Volley Veneto Benacus, dopo una grandissima difesa dei ragazzi di Adriano Fin, che vanno sul +2 in questo intensissimo match. D'Agostini, primo tempo, De Giorgio, Tarocco, Mazzola, 8-5, Mazzola! +3, Volley Veneto. Time out chiesto dalla panchina di Venezia. D'altronde la partita tra il primo e il secondo oggi è così, cioè. Mi hanno fatto l'ernia al disco. Infatti le qua che guarda la telecronaca. 8-5 rientrano in campo le due formazioni con Volley Veneto.
avanti di 3, ma Venezia è lì, pronta a recuperare. Ancora Cristian De Agostini, fuori dai 9 metri, per il suo servizio. Il capitano, c'è solo un capitano. Ecco che l'arbitro dà l'autorizzazione a De Agostini a giocare il pallone. Flot, buona la ricezione, possibilità di attacco. Primo tempo dell'attacco centrale di Venezia con il numero 4 Quintarelli che mette giù un bellissimo primo tempo velocissimo. 8-6, meno 2. A servizio il giocatore numero 5 Favaro Leonardo. Palla a rete, 9-6, errore al servizio, aveva forzato il giocatore di Venezia. Garro al servizio. Buona la ricezione di Venezia, possibilità di attacco, grande lungolinea. Sasha 10-6. Che azione! Ancora Garro al servizio. Garro. Ma veniva chiamato il fallo. 11-6. È stata fermata l'azione perché c'era stata l'invasione di Venezia nel secondo tocco a palla. Vediamo se Venezia cambierà qualcosa, chiamerà time out. No, non ancora. 11-6. Garro. Primo tempo ancora del giocatore numero 4 Quintarelli, che al momento sta tenendo a galla la sua formazione, molto in difficoltà. Al servizio Roccabella, sostituzione, esce proprio colui che doveva battere Roccabella ed entra il giocatore numero 8 Carrara Leonardo. Vediamo se il giocatore cercherà con qualche tipo di battuta particolare di mettere in difficoltà la difesa di Volley Veneto. Viola, Garro, Mazzola, 12-7, Mazzola, posto 2, lungolinea. Ancora Mazzola al servizio. Invasione, viene chiamata invasione da Venezia. 13-7. Time out chiesto da Venezia quando Volley Veneto è più 6 in questo secondo set. Rientrano in campo le due formazioni. Mazzola ancora a servizio. La
Palla ancora nel campo di Venezia. De Giorgio e Aldrigo non fanno passare il pallone. Muro! 3-17. Palazzetto infuocato questa sera qui a Bardolino, veramente tantissima gente, sta facendo un tifo incredibile. Mazzola, peccato, 13-8, aveva intercettato De Giorgio, nessuno ha toccato il secondo pallone, il secondo tocco di palla, concedendo l'8° punto a Venezia e concedendo al giocatore numero 4 Quintarelli di andare fuori dal campo per il suo servizio. Palla fuori, Quintarelli butta fuori il pallone, 15-8. Tommaso Aldrigo al servizio. De Giorgio la butta di là, free ball nel campo di Venezia. Ancora la palla nel campo di Venezia, possibilità di attacco. Sasha Tarocco! Veramente uno scambio da una parte e dall'altra, con punto incredibile da posta 4 di Sasha Tarocco che mette giù un diagonale incredibile, più 6, no più 8 scusa. Aldrigo al servizio, difficoltà di ricezione, possibilità di attacco. E questa volta il numero 18 Bortolato mette giù un lungo linea, 16-9, concedendo il cambio palla a Venezia e accorciando il punteggio da -8 a -7. È proprio l'autore del punto che va fuori dal campo per il suo servizio. Mazzola, Garro, De Giorgio, la palla nel campo di Venezia con la possibilità di attacco. Viola, Garro, Tarocco, 17-9, mani fuori. Entra Marco Bellinazzi al posto di De Giorgio per il turno di servizio. Il secondo palleggiatore al posto di De Giorgio, una mossa che Volley Veneto spesso e volentieri fa nel corso delle partite. Flot di Bellinazzi ancora sulla rete, cambio subito, rientra De Giorgio ed esce Bellinazzi, 17-10. Al servizio del giocatore numero 11 Marco Ceolini di Venezia, 17-10, più 7 per Volley Veneto. Flop, Tarocco, Garro, De Giorgio, grande difesa di Venezia che ha la possibilità di attaccare. Mazzola, Garro, De Agostini, capitano, 18-10. (18-10) Tarocco al servizio, grande attacco di primo tempo di Venezia con il giocatore numero 16 Leo Savic, un po' impreparata la difesa di Volley Veneto, 18-11.
è proprio l'autore di questo punto che va fuori dal campo per il suo servizio. (18-12), errore di De Agostini. -6, recuperano 2 punti i giocatori di Venezia. Ancora Leo Savic al servizio. Mazzola! 19-12, posto 4. Le bocche di fuoco di Verona rispondono all'appello chiamato da Mister Garrò. Esce Garrò ed entra Squara Leonardo, il numero 6. Alza il muro la formazione di Volley Veneto. Al servizio di De Agostini, flot di De Agostini, palla fuori, errore del giocatore numero 8 Carrara che da posto 4 sparacchia il pallone fuori dal campo e concedendo a Volley Veneto il punto numero 20 dal 12-20. Ancora De Agostini, palla fuori, 20-13, errore questa volta di De Agostini, riesce Squara Leonardo e rientra il direttore d'orchestra Filippo Garrò. 20-13. Al servizio il giocatore numero 5 Leonardo Favaro, in flot Michele Viola. Garrò primo tempo, ma la palla è nel campo di Venezia. La palla è ancora nel campo di Venezia. Errore di Bortolato, un regalo a Verona. Bortolato senza muro, la sparacchia sulla rete. Un pallone che avrebbe potuto essere gestito in qualsiasi maniera. Si è fatto prendere dall'entusiasmo. Dopodiché, dopo che il primo muro era stato intercettato dal muro 2 veronese, Bortolato aveva la possibilità di buttarlo dall'altra parte, non ce l'ha fatta. Errore per 1 millimetro di Garrò. 21-14. Al servizio Venezia con il giocatore numero 8 Carrara. Viene chiamato per l'ennesima volta, pallone fuori, era dentro, arbitro, era dentro. 21-15. Quinto errore dell'arbitro, ancora Venezia al servizio. Questa volta De Giorgio. 22-15. De Giorgio. Comunque l'arbitro ha già regalato almeno 5 palloni a Venezia in questi 2 set. 22-15, Mazzola. (23-15), viene chiamata doppia, era abbastanza palese. Una alzata abbastanza, come si suol dire, sfortunata, che permette a Volley Veneto di andare al 23-15. Ancora Mazzola. La palla ancora nel campo di Venezia. 23-16. L'attacco del giocatore numero 4 Quintarelli. De Giorgio non è riuscito a tenere il pallone. Sostituzione. Esce il giocatore numero 4 Quintarelli ed entra il numero 14 Massarò per il turno di servizio.
16-23. Grande centrale Tommaso Albrigo, 24-16. Bellissimo primo tempo, velocissimo. Tommaso Albrigo che adesso lascia il posto a Gatti nel turno di servizio. Davide Gatti al servizio. Slot, buona ricezione di Venezia. Muro di contenimento, Mazzola, Garrò, De Giorgio Murato, 24-17. Possibilità adesso per Venezia con il numero 18 Bortolato. 7 punti di differenza. Mazzola! Scusate! Sasha Tarocco! 25-17. Verona che ci mette cuore ed anima. 25-17. 3 minuti di pausa perché anche noi dobbiamo prendere qualcosa per la gola perché stiamo urlando come folli.
Ritornano in campo le due formazioni sul 2-0 per Volley Veneto con i parziali di 25 a 22, 25 a 17 ed io sono già senza voce perché veramente è una partita intensissima. Ricordiamo che Venezia attualmente segue Volley Veneto al secondo posto assieme a Bassano a 18 punti, mentre Volley Veneto è prima in classifica a 21. Nessuna modifica delle due formazioni, sto guardando in campo i giocatori. Sì, l'unica sostituzione è il libero che è entrato al posto del giocatore numero 2 Edoardo Rossi, al momento in campo il giocatore numero 3 Enrico Comellato. Flotta di Venezia, errore questa volta di Filippo Garrò, 1-0 per Venezia. Voleva cercare il pallone veloce, secondo tocco il palleggiatore di Volley Veneto. Ancora il servizio Venezia, Mazzola, Garrò, primo tempo. Tommaso Albrigo, viene chiamato la palla fuori, io non l'ho vista, era fuori, pallone mi confermano che era fuori, 2-0 per Venezia. Non perdiamo concentrazione ragazzi. Grande attacco di De Giorgio, va a posto 2, 1-2. Tommaso Albrigo, fuori dai 9 metri per il suo servizio. Attacco del giocatore numero 8 Carrara Leonardo, un po' dormiente la difesa di Volley Veneto, 3-1 per Venezia, sta cercando la riscossa al servizio Venezia con il giocatore numero 10 finale. 4-1, sembra un po' dormire Volley Veneto. (4-1) per Venezia. Vediamo se dalla panchina chiamano time out. Ancora finale al servizio. Sasha Tarocco, 4-2. Interrompe la striscia positiva di Venezia l'attacco in posto 4 di Sasha Tarocco. De Giorgio, l'opposto di Volley Veneto, che si porta fuori dal campo dei 9 metri per il suo servizio. 2-4 in questo momento, 2-0 al conto dei 7 per Volley Veneto. Palla di De Giorgio sulla rete, 5-2. Calo di tensione che non ci vuole assolutamente, soprattutto per una formazione come Venezia, perché Venezia è pronta a recuperare subito. A servizio al giocatore numero 5 Leonardo Favaro. Ancora Tarocco, 5-3. È proprio l'autore di questo punto che si porta fuori dai 9 metri. Dopo un bellissimo attacco in lungolinea da posto 4, un no look bellissimo. Altro errore al servizio di Volley Veneto. È il secondo o il terzo consecutivo.
è costretta a recuperare, Verona è costretta a correre dietro a Venezia. Mazzola, la palla potentissima, cade fuori dal campo. 4-2, finora gli schiacciatori da posto 4 mettono sempre il pallone. 4-6, protesta il giocatore numero 5 Leonardo Favaro, non so cosa voglia dall'arbitro. Il palleggiatore penso sia il capitano, vediamo. Quattro a 6. Servizio Cristian De Agostini. Ancora l'attacco del numero 18 Bortolato, che intelligentemente spiazza la difesa di Volley Veneto. Verona meno 3, Volley Veneto meno 3, 4 a 7. Dai ragazzi, recuperiamo. Servizio Quintarelli, palla a rete, 5 a 7. Esce dal campo Garrò per il suo servizio. Filippo Garrò il servizio. La teniamo. Errore questa volta di Tarocco, che in pipe da 3 a 6, da 6 a 3. Non riesce a buttare il pallone a rete. 8 a 5. Time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto. Posto 2, 6 a 8. Ace 7 a 8. Mazzola 7 a 8. Tocco a muro, 7 a 9 sull'attacco del numero 18 Bortolato. Servizio giocatore numero 11 Geolini.
viene chiamato punto per Venezia. Perché? Perché punto per Venezia, signor arbitro? È il sesto punto che l'arbitro regala a Venezia. Probabilmente l'arbitro, non lo so. Ridete scherzando, 7-10. 8-10. Si rifà subito al brigo. Bando alle ciance, bando alle polemiche. Al brigo mette giù la palla del -2. Dopo che l'arbitro aveva regalato il punto a Venezia, al brigo se lo riprende. 9-10. 9-10 al brigo. Grande errore di Venezia che ha battezzato fuori il pallone in float del centrale di Volley Veneto. 9-10. -1. Questa volta il pallone del brigo è ampiamente fuori. 9-11. Al servizio Pinale. Pin Alessandro, non Pinale. Pin Alessandro. Nove a 12, ancora Venezia avanti di 3. Ancora Ping al servizio. Ancora attacco di Tarocco. 10 a 12. De Giorgio al servizio. Palla fuori. Ancora. Albertini. Capitan De Agostini, 11-13. Sasha Tarocco. Ace! 12-13. Tarocco! Sasha Tarocco, ace! Pari sul muro, non si passa, Murato, 13 pari. Questa volta la palla di Tarocco cade sulla rete. Venezia avanti di un punto, 14-13. Fuori dal servizio, fuori dal campo il giocatore numero 8 Leonardo Carrara. Che partita, amici radioascoltatori, amici telespettatori del canale YouTube di Volley Veneto, che partita. Palla fuori, 14 pari.
Agostini al servizio. Errore del giocatore numero 4 Quintarelli, che con un'autostrada davanti butta la palla a rete in centrale di Venezia. Veramente questo qua è un errore gratuito. Ancora Di Agostini al servizio, palla a rete, 15 pari. Sostituzione, esce il centrale Quintarelli ed entra al servizio il giocatore numero 14 Massarotto. Quando la partita nel corso del terzo set è in perfetto equilibrio su 15 pari. Errore di Massarotto, 16-15, sparacchia malissimo il pallone, almeno 1,5 metri fuori dal campo. Filippo Garrò, palleggiatore di volley veneto, regista della squadra di Adriano Fin, che si prepara al servizio. Ancora il numero 18 Bortolato, veramente potente, l'opposto di Venezia, grandissimo giocatore. 16 pari, veramente bravo, quando è in attacco in zona 2 è veramente devastante. Mazzola, Garrò, Mazzola, la palla nel campo di volley veneto, Viola per Mazzola ancora, e Giorgio! 17-16. De Giorgio e Mazzola va al servizio con volley veneto avanti di 1 in queste fasi quasi finali di set. Sette pari, attacco da posto 4, il muro a 2 non trattiene, nessuna difesa, 17 pari. Vediamo chi uscirà dal campo, numero 11, Marco Ceolini. La palla ancora nel campo di Venezia, possibilità di attacco. Ancora Bortolato, un bel pipe da 1-2. Finora al momento, dal mio punto di vista, Bortolato è il migliore giocatore di Venezia, 17-18. Attacco bellissimo da 1-2. Al servizio ancora Marco Ceolini. Palla a rete, 18 pari. Per Venezia non ci voleva un errore così. Sostituzione, esce Tommaso Albrigo ed entra Davide Gatti, centrale per centrale. Vediamo se Davide Gatti con il suo servizio flop riuscirà a mettere in difficoltà la difesa di Venezia. Tocco a muro, 19-18 per Venezia. Grande attacco dal posto 2, posto 4. Sostituzione, riesce Gatti, rientra Tommaso Albrigo. E poi uscirà per lasciare il posto a Michele Viola nella rotazione del libero centrale.
Al servizio ancora Venezia col giocatore numero 10, Pin Alessandro. Ace da parte di Pin. E adesso si fa dura per Volley Veneto. Vediamo se chiameranno time out. Time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto quando sono sotto di 2 nella fase finale di 7. 30 secondi di pausa. Ancora Venezia al servizio, palla fuori, viene chiamato l'Ace, 21-18, errore gravissimo da matita rossa della difesa di Volley Veneto che regala il punto del 21-18 a Venezia. Ancora Pina al servizio. Ancora il numero 10 al servizio. Errore di P, 19-22. Sostituzione, entra Soprali al posto di De Giorgio al servizio. Ace di Soprali, 20-22. Ace di Edoardo Soprali. Questa volta la palla cade sulla rete. 23-20. Al servizio del numero Favaro Leonardo. Grande attacco di Carocco, 21-23. Vediamo chi andrà al servizio. È proprio l'autore del punto, Sasha Carocco, che se vuole ha un servizio piccante, molto potente. 21-23. Ancora attacco del numero 18, l'opposto di Venezia, Bortolato, che porta 3 set ball dalla sua parte. Al servizio numero 8, Carrara. Palla fuori, 22-24. De Agostini al servizio.
terzo set a favore dei lagunari, 22-25. 3 minuti di pausa. Buonasera. Ciao. Ma ne è in altro? Ne è in altro? Cosa? Sono due. Partita intensa. Dai il microfono oggi. Dai il microfono. Ritornano in campo le due formazioni, ricordiamo il conto dei set 2-1 al momento per Volley Veneto, parziali 25-22, 25-17, 22-25, un ritorno di fiamma della formazione di Venezia che non ci sta assolutamente a perdere la partita. Verona forse nel terzo set un pochino sconcentrata, le Venezia ne ha approfittato, soprattutto con il giocatore numero 18 all'opposto Bortolato che ha messo giù veramente tantissimi palloni, costringendo la difesa veronese sempre a correre dietro e un pochino in affanno, permettendo ai veneziani di accorciare le distanze. Mazzola al servizio.
un altro punto regalato. Nel dubbio regaliamo la Venezia. 1-0 per Venezia. Io sinceramente non l'ho visto, però ho visto l'andazzo dell'arbitraggio. Ogni punto un pochino così che poteva essere discusso è sempre andato a favore di Venezia e sarebbe già il 6º punto in una partita di 3-7, insomma. (1-0 per Venezia). Dai ragazzi, non molliamo. Al servizio a Venezia col giocatore numero 2. Tarocco la mette giù. 1 pari. Tommaso Albrigo al servizio. È una seconda tocco da parte di Favaro, il palleggiatore di Venezia. Trova la difesa di Volley Veneto impreparata. 2-1 per i lagunari. Giorgio, 2 pari. E proprio l'autore del punto, Davide De Giorgio, al servizio. Punto ancora per Volley Veneto, ancora senza Tarocco. 3-2. Pari, ancora attacco di Bortolato. Dicevamo il giocatore più pericoloso di Venezia. Bortolato da posto 4, mette giù il diagonale. 3 pari. Leonardo Carrara al servizio. 4-3 per Venezia, grande primo tempo. Sulla difesa non impeccabile di Mazzola, che ha regalato il pallone dall'altra parte. La sua difesa, però Carrara aveva tirato una bomba. Cose che succedono. Per Volley Veneto, invasione da parte di Venezia del numero 18 Bortolato. Sasha Tarocco al servizio. Nel campo di Volley Veneto. Punto, grande attacco da posto 4 di Tommaso Mazzola. 5-4 per Volley Veneto. Palla nel campo di Venezia.
Mamma mia che partita ragazzi! Partita bellissima! Ancora Sasha Tarocco. Fa la rete. 6-5. Sostituzione nel campo di Venezia, esce il giocatore numero 4 Quintarelli ed entra il giocatore numero, vediamo, 14 Massarotto al servizio. Come nei set precedenti Venezia ogni tanto fa questo cambio, come ci siamo accorti. 6-5. Il giocatore numero 14 Massarotto. Sei pari. Arbitro aveva toccato la riga, arbitro aveva toccato la riga, arbitro aveva toccato la riga, aveva toccato la riga, arbitro, dai. È a senso unico 6. 7 di là, 0 di qua. 7-6 per Volley Veneto. Scandaloso 6. Di Agostini. La palla ancora Fribo nel campo di Garro, 8-6, Garro 8-6. Primo tempo della formazione di Venezia che porta il punteggio sul -1. Al servizio il giocatore numero 18, l'opposto Bortolato, che ha sempre fatto un servizio molto potente. Ha sbagliato 9-7. E allora il servizio di Bortolato. E fuori dai 9 metri, Filippo Garrò, palleggiatore di Volley Veneto. A 7, Ace di Filippo Garro. Ancora Filippo Garro al servizio.
partita! Che partita! Secondo me resterò senza voce per almeno 4 giorni. (11-7) ancora Filippo Garro al servizio. Palla fuori, questa volta Bortolato butta fuori il pallone. 12-7 più 5 per Volley Veneto. Questo turno di servizio Filippo Garro ha fatto veramente male. 12-7. Predichiamo la calma. Garro predica la calma in campo. A servizio il giocatore numero 1. Nicola Destro. 13-8. 13-8. Bortolato non passa la rete, il pallone non viene toccato dal muro e quindi quarto tocco e punto per Volley Veneto. Time out chiesto dalla panchina di Venezia. Dammi la bottiglia d'acqua. E 2-1 Francia, Kane. Lo so. Il secondo rigore da tirare. Lascia stare che sono quelli dei soldi. Vai Mazzo! Mazzola al servizio, 14-8. Giorgio! Muro a 1 dell'opposto di Volley Veneto. 15-8. Mazzola al servizio. Tarocco! Posto 4! Lo schiacciatore di Volley Veneto! 16-8. Ancora Mazzola al servizio, palla sulla rete, 9-16. La canzone di Riadio ai tamburi, poi in panchina. Palla alla terra, 16-9.
16 a 10, errore di Sasha Tarocco. Errore di Sasha Tarocco. Non dobbiamo lasciare spazio a Venezia perché potrebbe ritornare subito. 16 a 10. Al servizio il giocatore numero 10 di Venezia, Alessandro. Errore 11, 17 a 10. Esce Michele Viola per lasciare al posto nei 3 metri a Capitan De Agostini. Entra Davide Gatti al posto del 13 Tommaso Albrigo, centrale per Volley Veneto. 17 a 10. Flot. Grande difesa di Gatti. Tarocco! 18 a 10. Posto 4 che rompe le mani del muro a 2. Ancora Gatti al servizio. Più 8 per Volley Veneto. Di Volley Veneto non fa passare l'attacco da posto 4 veneziano. 19 a 10. Sostituzione nel campo di Venezia. Esce il giocatore numero 1 destro ed entra il giocatore numero 11 Geolini. Rientra il titolare. Ancora Davide Gatti al servizio. Muro di Sasha Tarocco. Muro su ortolato. Un muro che porta a più 10 i punti di Volley Veneto e fa esplodere il palazzetto dello sport di Barbolino. Più 10. Ancora Davide Gatti. Bell'attacco in primo tempo del giocatore numero 4 Quintarelli che rompe l'egemonia di Volley Veneto, permettendo a Favaro Leonardo di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio, con la sua squadra sotto di 9 punti, alla ricerca miracolosa del recupero. Mazzola, Garro, Tarocco. Grande pallonetto di Tarocco che ha visto il muro a 2 schierato ed ha assolutamente inventato un pallonetto verso il fondo, permettendogli così il 21 a 11, più 10 per Volley Veneto. Come potete sentire i tifosi sono veramente tanti. De Giorgio al servizio. Ancora attacco del giocatore Quintarelli che è l'unico momento della sua squadra che porta punti alla formazione di Venezia. 21 a 12, meno 9 ancora per Venezia. Al servizio il giocatore numero 8 Leonardo Carrara. Vediamo se cercherà una battuta potente. 22 a 12, aveva cercato il tutto per tutto, ha fatto benissimo il giocatore di Venezia, a questo punto non aveva nulla da perdere, ha provato a cercare l'angolo lungo nel campo di Volley Veneto, non ci è riuscito. Sasha Tarocco, 22 a 12. Ace! 23 a 12.
stavolta la palla di Tarocco è fuori, 23-13. Al servizio il giocatore numero 4 Quintarelli, l'autore degli ultimi 2 punti da posto 3 di Venezia, il centrale. Battuta al salto, palla fuori, 24-13. Entra Gatti al servizio. De Agostini al servizio. Palla fuori. Errore di Venezia. Finisce così. 25-13. 3-1 per formazione di Volley Veneto. Questa vittoria è dedicata a te, Adriano, che ci stai seguendo da casa. E questi ragazzi stanno giocando per te, per portare a casa un altro risultato importantissimo. 3-1 contro Venezia, 25-22, 25-17, 22-25, 25-13. Volley Veneto porta 6 punti dalla seconda in classifica a Venezia. Grande serata, grande vittoria di Volley Veneto, grande prestazione di forza. Grande prestazione di forza, grande serata. Io vi saluto perché adesso andremo veramente a festeggiare questa grandissima vittoria. Buona serata a tutti quanti.